Buongiorno, un saluto cordiale a chi è presente e un grazie fin da subito a Telefriuli che è qui con i suoi giornalisti per divulgare anche questa lettera di Natale di quest'anno, che è la prima lettera di Natale che vede l'assenza di Pierluigi Di Piazza, colui che ha dato l'avvio e ha dato veramente la forza perché questo gruppo di sacerdoti, che poi negli ultimi anni si è allargato, ma non solo con sacerdoti, ma anche con gruppi di laici e associazioni, e ha dato così il suo importante contributo perché potesse crescere la sensibilità di portare insieme avanti determinate problematiche, ma anche per individuare e dare il proprio contributo a quelle che possono essere le soluzioni da proporre e da vivere insieme. Io mi presento, sono Paolo Iannaccone, il presidente del Centro Balducci, e ho avuto questo onere ma anche questo onore di poter essere qui con voi questa mattina per iniziare a divulgare questa lettera, ma poi ci saranno anche gli altri firmatari, alcuni dei quali sono qui presenti, che potranno dare alcune sottolineature della lettera. La presento questa lettera, si intitola Primavera di Umanità. In questo tempo invernale forse sentiamo il bisogno di una primavera non solamente in attesa della fioritura e del caldo, ma soprattutto di una primavera dello spirito, di una primavera di umanità, appunto. Tutto parte dal grato ricordo di Don Pierluigi Di Piazza. Siamo grati, questo lo affermiamo nella lettera, di aver camminato con lui sulla medesima strada e anche di questa opportunità che ci ha dato di vivere gli incontri dei preti della lettera di Natale, che poi non era finalizzata esclusivamente alla pubblicazione della lettera, ma questi incontri periodici sono diventati dei veri e propri laboratori di umanità, dove in autentico spirito di condivisione siamo cresciuti in quella fraternità universale che sola dà senso e gusto alla vita. E a partire dall'umanità che abbiamo ritrovato in Pierluigi e dei valori che ha portato con sé, con la sua vita, con le sue scelte, con quest'opera che ci vede ospiti qui questa mattina, appunto il Centro Balducci. Vogliamo sottolineare anche la parola forse chiave della sua vita, ovvero la frase più forte che potremmo così condensarla in il mio unico nemico è l'indifferenza. E a partire da questa frase ci sentiamo di voler confermare anche noi in cammino accanto all'umanità, l'umanità sofferente. Per questo vogliamo proprio essere solidali con quell'umanità che è ferita dalla storia, dalla cattiveria, dall'ingiustizia, dall'oppressione, dalle guerre e da quelle che sono le situazioni che escludono, che eliminano, che portano lontano l'interesse di un'umanità che non ha voce. Però vogliamo anche sottolineare nel contempo quello che l'impegno di tante persone e di tante realtà, associazioni, gruppi, movimenti che danno la vita, potremmo proprio dire così, affinché questa umanità possa essere sempre una primavera. C'è un capitoletto proprio dedicato a questo. Le migrazioni e le loro narrazioni occupano ancora un posto prioritario nella nostra attenzione, nel nostro sguardo, anche perché nei nostri territori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto si presentano situazioni di estrema gravità, con persone ammassate in caserme
o abbandonate in strada, e quindi questa è una preoccupazione che anche alla luce delle ultime affermazioni provenienti dal governo, ecco, ci rendono veramente preoccupati, perché ci sembra importante stare vicino a queste persone che magari dormono all'addiaccio in un tempo invernale molto rigido, o sono ammassati in caserme che sono irrispettose dei diritti delle persone. Un contesto sociale complesso e sofferto, vogliamo sottolineare in questo non solamente la guerra e la corsa a riarmo, ma anche tutto sommato quello che è un dramma che si sta verificando in maniera molto forte in questo periodo, in questi tempi, anche nella nostra regione, nel nostro Friuli Venezia Giulia, ovvero il dramma dei suicidi. Ne parliamo diffusamente sia per quanto riguarda i dati che vengono dalle carceri, sia per quanto riguarda le caserme, sia per quanto riguarda le strutture dove sono accolti i profughi e richiedenti asilo. E da ultimo vogliamo, giusto per fare un po' il riassunto di questa lettera, vogliamo dimostrare la nostra solidarietà agli esclusi e agli emarginati, a partire dal Vangelo, che per noi è luce di speranza e che ci permette di osare di più, di appartenere a una gioia più piena, proprio in virtù di un impegno a vivere rapporti più umani, rapporti di fraternità, rapporti di socialità che allargano la nostra conoscenza, e che nell'accogliere questo dono vogliamo proprio dire: vivere Natale forse è proprio questo, viverlo nella dimensione universale di fraternità. E da ultimo citiamo una persona che è morta pochi giorni fa, Hebe de Bonafini, è morta a 93 anni, attivista argentina, tra le 14 fondatrici nel 77 delle Madri di Plaza de Mayo, con le quali ha lottato tutta la vita sfidando il regime al potere e sfilando pacificamente nelle piazze per chiedere verità e giustizia per gli oltre 30.000 desaparecidos uccisi sotto la dittatura. Ecco, mi pare che questo esempio con il quale concludiamo dia anche un segno di speranza per un'umanità che possa rifiorire, appunto, ancora richiamando il titolo di questa lettera. Vi leggo solamente l'ultima frase: l'umanissimo Figlio di Dio accolto nel Natale ci insegni la strada per un tenore di vita improntato alla sobrietà e alla corresponsabilità e alla condivisione, proiettandoci verso un futuro possibile e realizzabile, più dignitoso per tutti. Ecco, adesso con molta semplicità do la parola anche ad alcuni degli altri firmatari che sono qui presenti e che potranno dire la loro. Sono preti ma anche laici che hanno condiviso questo testo. Buongiorno a tutti. Al di là delle varie situazioni e temi presentati, io sono Don Fabio di Trieste. C'è un'espressione che ricorre più volte nella lettera: non vogliamo chiudere gli occhi, e richiama alla vigilanza, all'attenzione tipica dell'atteggiamento cristiano, evangelico, e che ci permette di non essere indifferenti, di non essere presi in un atteggiamento ormai comune, dove tutto viene omologato e dove soprattutto si cade vittima di un voler non vedere le cose. Ecco, un atteggiamento che proponiamo come da riscoprire, soprattutto per noi cristiani, e anche in questo tempo del Natale, di consapevolezza di quello che sta succedendo, soprattutto per cogliere i germogli di vita e di bene che ci sono anche sotto le falsità che vengono proposte e anche in mezzo alle situazioni tragiche che stiamo vivendo.
L'auspicio quindi è quello di essere un po' più umani e di recuperare tutto ciò che è stato messo da parte, scartato, soprattutto le persone, ma anche i valori e ciò che anche nella Chiesa stessa un po' manca, e tanti hanno nostalgia, desiderio e anche fame. Ecco, in questa lettera quindi non diciamo niente di nuovo, ma invitiamo, forse ci sembra di aiutare anche ad aprire gli occhi e a scoprire ciò che ciò che è ancora vivo e che vuole venire alla luce anche e soprattutto in questi tempi così difficili. Il mio nome è Don Renzo, sono nato e ritornato ad Aviano, diocesi di Pordenone. Sotto i campi dei miei nonni ci sono almeno 50 testate nucleari. Qui si parla di guerra e di corsa al riarmo. Io preferirei dire che si smette invece col disarmo, specialmente quello progettato e anche pattuito a livello anche di ONU circa le bombe nucleari. Sembra che si sia fermato questo progetto. E di fronte a questa minaccia mi viene in mente Papa Francesco il giorno dell'Immacolata davanti alla colonna con la statua che scoppia in pianto, e mi viene in mente Gesù Cristo dal Collina degli Olivi mentre guarda Gerusalemme, peraltro una splendida veduta per chi è stato in Palestina, e scoppia anche lui in pianto dicendo: quante volte ho cercato di riunirvi come fa la chioccia coi pulcini per difendervi dal male, dal rapina, dai rapaci, dall'ingiustizia, e non avete voluto. Ecco, questa chiusura del cuore umano di fronte a evidente minaccia nei confronti di tutta l'umanità. Quella volta Gerusalemme era di fronte alla sua distruzione, verrà rasa al suolo pochi decenni dopo Gesù. Così oggi l'invito che si fa e che è stato già accennato è quello di vegliare nelle tentazioni, per non cadere nelle tentazioni. Gesù nell'orto, in agonia: vegliate per non cadere in tentazione, la tentazione della violenza, dell'odio, della vendetta. Vegliate. Vegliare vuol dire star su, anche essere una luce nelle tenebre. Difatti il Vangelo porta anche l'altra immagine delle 10 vergini, le sagge, con la luce tenuta accesa con l'olio delle opere di carità, di giustizia, di misericordia. Quello è l'olio che mantiene viva la luce della fede e della speranza. Ecco, io mi auguro questo, che ci sia sempre quest'olio, almeno metà della popolazione del mondo. Se metà erano stolte, metà erano sagge. Ciao a tutte e a tutti. Così mi fa piacere questa mattina tentare anche di fare una voce gioiosa. Scusatemi, ma alle spalle abbiamo delle storie straordinarie. E stamattina io vorrei partire proprio da un grazie a tutte le persone, non i preti soltanto, ma a tutte le persone che hanno accettato e che continuano a pensare alla pace in termini pratici e che non hanno mai accettato fino a questo momento il rapporto con la guerra, che non sono d'accordo con le armi, che non sono d'accordo con l'odio e con la rottura tra popoli, e che hanno impegnato la loro vita. Allora
io penso anche a un altro piccolo particolare. Io vorrei celebrare questo Natale non per Luigi o con quegli altri che sono morti, ma passarlo con. Io credo che ci sia questa vita indistruttibile. Se c'è una cosa che rimane in Gesù Cristo, che è un perdente come tutti, ne è andato dritta neanche una, è stato eliminato come un piccolo incidente della storia. Eppure siamo ancora qua e crediamo, e il suo messaggio rimane ancora pieno di energia. Allora io ricordo, un piccolo ricordo, ma credo che sia molto, molto, molto bello. 30 anni fa esattamente, 1992, con Don Tonino Bello, con Monsignor Bettazzi, con altre 500 persone, siamo riusciti un passetto alla volta ad entrare dentro alla guerra nella sua forma più drammatica, più diretta, nella sua esplosione continua dentro alla città di Sarajevo. E quell'avvenimento, che per noi è stato un qualche cosa che ha scombussolato il nostro modo di concepirci dentro alla guerra, e non soltanto con le veglie e con le preghiere, ma camminandoci dentro il conflitto. Ed è stata anche la partenza per tutte queste persone di un modo di vivere, di impegnare la vita e di pensare anche come dire, non lottare, ma vivere la pace, passare non pregando e facendo le veglie per la pace, ma tentando di essere noi pace. Per cui la scelta non è soltanto quella politica o quella finché esplode la guerra. La scelta è del vivere quotidiano insieme con tutti, sempre come persone che optano e che si impegnano proprio ad essere persone di pace, intese proprio come accettare il conflitto, viverci dentro e poi rapportarsi con tutti gli altri. È un esercizio abbordabile ed è anche una grande bellezza di una grande energia. Ed è anche la realtà della pace che cammina dentro la storia sempre come un fermento, anche se noi non ne abbiamo in mano tutti i termini. E io su questo vorrei, oltre che il grazie, fare anche un augurio che anche per noi il discorso del rapporto con Gesù Cristo non sia un rapporto religioso, sia un rapporto umano, che sia proprio il fatto che quest'uomo che ha fatto un fallimento enorme, che è il fallimento di Dio, ha fatto un fallimento enorme perché l'hanno tagliato fuori e credendo di concludere la storia con la sua uccisione. Proprio quest'uomo rimane anche per noi una modalità, una presenza e anche un'energia, una forza che è capace di fare sempre cose nuove. E io punto allora da una parte sul grazie a tutte le persone con gli auguri di Natale, ma punto anche a questa energia che non sono io a dare, ma dentro la quale possiamo giocarci tutti insieme. Devo dire di questo lutto nei confronti di Pierluigi, però non è un lutto pieno di rimpianti, ma un lutto pieno di gratitudine. In secondo luogo faccio un piccolo intervento a margine di questa lettera, ma anche forse dentro questa lettera. 7 secoli prima di Gesù Cristo, parte da lontano, forse non si arriva alla fine, però 7 secoli prima di Gesù Cristo un uomo visionario come Omero aveva pensato una sorta di controesodo nei confronti di Ulisse e dei suoi amici, il rientro a casa. E prima del rientro a casa li immagina nell'isola di Ea, sedotti dalla ninfa, maga Circe. Una seduzione da parte di questa giovanissima sposa, si fa per dire, le ninfe, seducenti, che pensano che ci si possa ridurre ad essere solo natura e istinto. Natura e istinto. E la seduzione permane addirittura per gli uomini di
gli amici di Ulisse permane per molto tempo, per 1 anno della loro esistenza, del loro rientro, e trasforma questi amici in animali, è meglio non ricordare cose, in animali maleodoranti. Ecco, noi siamo dentro una cultura molto seducente, che riduce, grosso modo, a natura e istinto il nostro stare sulla faccia della terra. È così seducente da essere vincente. Ma forse il problema si pone proprio perché dentro questa cultura solo natura e solo istinto non c'è posto evidente per altre culture. E si avverte una forma di ostilità nei confronti dell'Occidente cristiano e post-cristiano. Quello che sembra fortemente distratto da quello che avviene negli altri paesi. Allora dico personalmente che questa seduzione dentro la quale noi ci siamo a pieno titolo dovrebbe lasciare il posto al nostro migrare, al nostro essere migranti con compagnie degne del nostro stare sulla faccia della terra da ospiti. Si incontrano, come succede sempre, delle persone sorprendenti che non hanno i tratti che noi immaginiamo, ma sono sorprendenti proprio per una forma di umanità che tante volte dalle parti nostre si è spenta. E quindi ritroviamo forme di umanità fuori contesto, fuori confine, e questo è uno sprone per noi per un'attenzione che non può non essere moltiplicata durante questi tempi. No, volevo sottolineare una espressione che sta quasi all'introduzione della lettera. E leggo le poche parole a cui mi riferisco. Siamo chiamati a ripartire dall'idea di persona che alberga nel cuore e che condiziona le relazioni personali, sociali, politiche, ecclesiali e comunitarie. L'idea di persona. Mi pare importante che questa sottolineatura venga fatta all'inizio, perché è una chiave di lettura per tutto quello che viene dopo. E quando si mette la persona prima di tutto, intanto la vita cambia di qualità e poi soprattutto si arriva a valorizzare il bene presente in ciascuno. Si dice, in questi tempi si dice bisogna meritare, i diritti vanno meritati. Ahimè, no, i diritti non vanno meritati, ci sono perché siamo persone. Poi è chiaro che di fronte a uno che ha comportamenti così che ti scoraggiano, fai più fatica a allargare il tuo orizzonte. Quindi i diritti non per merito, ma perché si è persone. Poi mi colpisce un altro aspetto, la generalizzazione. Quando si trova un qualcosa che non va in una persona che non ci va, diciamo che tutti quelli che assomigliano a questa persona sono così. Diciamo che la generalizzazione non è mai giusta, positiva, però viene sempre fatta sul male, non viene fatta quasi mai sul bene. Siccome vedo la bontà di questa persona, mi viene da pensare che tutti siano così, non avviene mai. Allora, forse a tornare all'idea che la persona viene prima di tutto,
ci permette di essere un po' più autentici e un po' più veri. E un'ultima cosa, è stata nominata la parola gratitudine. Beh, mi pare importante leggere la realtà con uno sguardo di gratitudine, perché in questo modo ci permette di essere meno presuntuosi, meno autosufficienti. Forse scopriamo che abbiamo anche noi bisogno degli altri, non solo sentirci grandi perché magari abbiamo fatto l'elemosina. Ecco, questi mi sembrano motivi più che sufficienti, motivi importanti per sentire che il richiamo del Vangelo a farsi prossimo non è un qualcosa di facoltativo, ma è qualcosa di indispensabile per dare qualità alla nostra vita. L'augurio che voglio fare a tutti, anche a voi giornalisti che siete qui presenti, e alle vostre famiglie, è l'augurio sicuramente di un Natale di serenità e di pace, ma anche vorrei sottolineare un Natale che ci porti ad avere come un po', c'è un passo della lettera in cui citiamo un detto rabbinico, no? E dice: lo stolto ha il cuore dal lato sinistro, il saggio ce l'ha nel lato destro, perché dipende dal punto di vista. Dal mio punto di vista, se guardo solamente il mio cuore è dal lato sinistro, no? Però se riesco a guardare il cuore dell'altro vuol dire che è dal lato destro, e riuscire a guardare il cuore dell'altro diventa importante e fondamentale per la nostra società, per il nostro vivere comune, per una umanità che possa davvero rifiorire. E questo è l'augurio che vi faccio per un Natale di fioritura.